Sul lavoro nero e la sicurezza interviene oggi la CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, applaudendo ai controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e affermando come la legalità non è un orpello burocratico, ma la tutela concreta della vita e della dignità delle persone. Il lavoro nero va combattuto senza sconti perché dove mancano contratti, formazione e sorveglianza sanitaria aumenta il rischio per la sicurezza. Quanto affermato da Carmelo Petralia, segretario generale della CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Luca Gentili, segretario generale della FILC CISL e Alfonso Bellomo, segretario generale della FISASCAT CISL, commentando gli esiti dell'ultima settimana di vigilanza nelle province di Caltanissetta ed Enna che hanno portato a 4 sospensioni e sanzioni per oltre 40.000 euro nei settori dell'edilizia e del commercio. La loro azione di controllo ed emersione è essenziale, fa bene alle imprese, corrette, protegge i lavoratori, ripristina concorrenza leale e cultura della prevenzione, proseguono i sindacalisti della CISL, sottolineando il legame stretto tra le irregolarità contrattuali e gli infortuni. Quando non c'è contratto, spesso mancano formazione, dispositivi di sicurezza, visite mediche, non è solo evasione di norme, è pericolo per la vita. Per questo chiediamo di rafforzare gli organici ispettivi, prevenzione e formazione di qualità. La CISL da tempo sollecita più vigilanza sul lavoro sommerso, un patto per la sicurezza tra le istituzioni, le parti sociali e le imprese, con investimenti stabili in prevenzione e controlli. Il sindacato ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare il contrasto al caporalato, al lavoro illegale, perché la dignità e la sicurezza del lavoro vanno garantite in tutti i settori. Legalità, formazione, prevenzione e dialogo sociale sono questi i pilastri su cui vogliamo continuare a lavorare nei territori, conclude il sindacato della CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, a fianco di istituzioni, uffici ispettivi, imprese sane, per far emergere il lavoro regolare e ridurre gli infortuni. È una battaglia di civiltà che riguarda tutti.